Sos progressistas critican a bocca e manna su piano desa giunta regionale preso si spidale e novos previdior desa delibera approvada prima die de Lampadas. Su capogruppo Francesco Agus ha definito su provvedimento un atus ena capia, senza finanziamentos e de su parre de legittimidade de su direttore generale desa sanidade, e finza senza logica, cadata ares s'amasione de progettare sus ispidaler de su sud de Sardigna e a SASL de Tattari, a s'azienda universitaria sempre de Tattari, sor de su capo Isusu. Sa delibera l'ana pacare sor cittadinos ca sordusi spidaler mentovaus in su provvedimento sono zai oggetto di un piano de investimento de 159 milioni di euro, de custoso 60 chimbe per toccan su brozzu e su primo appalto de 15 milioni per zai partiu. Pro Massimo Zedda non si può credere che i progetti strategicos che durano in su tempo siano presentati senza lo scompartire, pensando vinces a su vattu che crarbi diata a poter essere una maggioranza differente. Su consiglieri comunale Matteo Massa e sa deputata Francesca Ghirra hanno vedere una brigonza manna prosa zittade, invece di parare fronte a sa lista dei setti a sorviaggio desesperanzia che in questa delibera s'anda a cara un gasto di dinare mannu. Giovanni Bitti, presidente della Confindustria della Sardegna de Mesu, in una nota sottolinea che preso documento su presa Sardegna de Mesu consegnato in Sardia Scoladas al subprefetto Giancarlo Dionisi, bicheret un'alleanza de sindicos e mondo produttivo pro su bene de tutto su territorio. In su documento s'accattan totus as difficoltades che hanno sos imprenditores in sas attividades issore in su territorio, che sti scontande anno de ritardo in si sviluppo che sa politica non ti schiù parare fronte. Amos posto in crare una scantas prioridades, scrive Bitti, mezzorare su contesto per traballan sas impresas, pros investimentos pro sanidade, scola, trasportos e viabilidade interna necessarios pro garantire diritos pariviles a chi è state traballat in sa Sardegna de Mesu. Pro su presidente Bitti bicheren infrastrutturas e servizios fundamentales pro favorire sa nascita des Einstein Telescope. Non si può pensare de dare rispostas a sos problemas de sas áreas internas una vorte via, bicheren politicas strutturales e strumentos appositos che a sa fiscalidade de vantaggio che hanno promitto in cada campagna elettorale. Meda sindicos e rappresentantes de sas istituziones locales e de su mundu de sos associos sun in pensamento chi noi sisichi Bitti. Su prefetto Dionisi nos ha scurtau e in occasione de sa festa de su duor de Lampadas appediu a tottur de difendere su territorio e de gherrare pro lu mezzorare, pro lu modernizzare, pro lu ponnere a su mattessi livellu de sos atteros territorios sardos e de su continente. Su sindicu de Tattari Nanni Campus oggi ha presentato su programma di urbanistica commerciale nuovo, presente sos associos de categorie e sos soggettos interessados, che a sa Confcommercio, sa Confesercentes e sa Confartigianao, e s'assessore comunale a urbanistica Nicolo Lucchi Clemente. Su comune che in un regolamento apposito che prevede su vravico de strutturas minores e medias pro sa vendita, a sa punna de torrare a bida su centro storico tattaresu, che in sos annos abidu venende manco sas attividades commerciali de Vichinao, che hanno tancao. S'amministrazione comunale ha deciso di ideare un programma urbanistico nuovo a poster di aver valutato che così in vigenza come non è più adeguato a sorbisonzor desa zittade. Su settore di su commercio in Sardegna è in difficoltà de manna de medas annos, si consuma sempre più spacco e sar buteccar de Vichinao pattinis a concorrenza di su commercio in linea e de sa grande distribuzione organizzata. In Sardia Scolada sa Confesercente regionale ha presentato un studio su presandamento de sar famiglie sardas in sos ultimos 4 annos, da ove si a campo che pandemia, bullettas e inflazione si che manican su bono de su bilancio familiare. Si spesa pro sos cussumor de sos alimentares e a sa vestimenta er minimada meda ad l'umanno de sos esercentes chi como deppen peri pessare a sul ribasso d'estiu che hanno a cominciare su ser de tribulas. S'adatta l'ana decisa in una doppio vat in s'assessorao regionale a su commercio presente sos rappresentantes de sos associos de categorie de sos consumidores. Sul ribasso sono un momento importante per sos commerciantes sardos, che si spera che sia tonu bene per su settore che es conoscende a Normezzanos. Questa sa sparagola dell'assessore Gianni Chessa, chi sichiti, es preciso a bizzilare su presu rispetto de sa regolas pro amparare sul diritto de sos consumidores puru. S'assessore ha sottolineato che non ha testentare a facere una terra doppio che in sos associos de categoria per affrontare sos problemas de su commercio e collire sa richiesta sissoro. So convinto, a concurioso assessore Chessa, che amos a traballare parisi e amos a arribare a risultados pro su bene de sa Sardigna, senza non dimenticare de su bene de sus consumidores puru.
Posta a bandas avesta prosa promozione in Serie A, come su Casteddu deve cominciare a pensare a su venidore e a impostare su mercato per avere una squadra competitiva in grado di affrontare la serie massima. Su primo rinforzo è in Casteddu, Alessandro Di Pardo, terzino arrivò da Juventus Stiu Colau, che in un prestito in diritto di riscatto che diventava tobrico in caso di promozione. Situazione galo a definire cussa de Filippo Falco, chi si chiede a poter andare da Sardegna, pro il suo puro bestunu prestito che in diritto di riscatto, che si deve mudare in trasferimento definitivo che in su passaggio di categoria e in presenza di condizioni particolari. La società in custardier deve valutare bene che a dispetto della promozione, sex de Sulecce non gioca una bella stagione, però non è che dei problemi fisicos. Chiede a poter lasciare su Casteddu è Raul Bellanova. Andava a Milano un anno fa che Tassinter in prestito oneroso che in diritto di riscatto, ma sa prestazione buona de su terzino accanto pare t'hanno convinto a sa dirigenza interista a mudare parre sopra su venidore de suo giocatore che di a poter abbarrare in si squadra allenata da Simone Inzaghi.